Scuola Sicura Veneto è un'iniziativa dell'Assessorato alla Protezione Civile, al dissesto idrogeologico e all'ambiente, guidato da Giampaolo Bottacci, un'iniziativa nata nel 2016, proseguita fino al 2023. Noi siamo andati a vedere la giornata finale che si è svolta in una scuola di Verona poche settimane fa. Assessore Giampaolo Bottacci, Scuola Sicura è un format che dal 2016 si è evoluto, e di che cosa si tratta? Ma è un'esercitazione che abbiamo appunto iniziato nel 2016, poi l'abbiamo sospesa a causa Covid e adesso l'abbiamo ripresa. Oggi qui siamo nell'ultima tappa di questa primavera, siamo a Verona, abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole superiori e l'obiettivo è quello di far conoscere il sistema della protezione civile del Veneto, che è stato definito il migliore d'Italia dal Presidente della Repubblica Mattarella quando venne in Veneto nel 2019, e anche quello di dare tutta una serie di informazioni ai ragazzi su come approcciarsi alle situazioni di rischio. Credo siano iniziative importanti, i ragazzi sono stati entusiasti e c'è anche il modo di conoscere il mondo della protezione civile, con la speranza che un domani i ragazzi possano entrare a farne parte o come professionisti nel mondo dei soccorritori professionisti, i sanitari, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, oppure come volontari di protezione civile o delle varie croci sanitarie. Abbiamo visto un grande lavoro di squadra, coinvolti anche i vigili del fuoco, e il coordinamento, lo vediamo in questi giorni, è una delle cose più importanti. Il coordinamento è una delle cose più importanti perché il sistema è complesso. Il sistema parte dal cittadino e arriva fino al Presidente del Consiglio dei Ministri, passando attraverso le varie strutture pubbliche, quindi i comuni, le province, le prefetture, le regioni con le loro strutture, il governo nazionale, ma anche tutto il mondo dei soccorsi. Il soccorso sanitario, il soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco piuttosto che le forze dell'ordine, ma anche il mondo del volontariato, che è formato sì da persone volontari che però sono non professionisti ma professionali, perché per indossare la divisa di volontario della protezione civile bisogna fare un corso base di 40 ore e poi tutta una serie di corsi di formazione specialistici. Non siamo più all'anno zero, dietro una divisa di un volontario di protezione civile si nasconde una grande preparazione in grado di affrontare qualsiasi scenario. La formazione è sempre importante, ma lo è anche l'informazione. Ricordiamo che tutte le attività sono disponibili nel sito www.scuolasicura.it. Sì, assolutamente sì, cerchiamo di divulgare le informazioni, visto e considerato anche il ruolo centrale che ha la Regione nel sistema della protezione civile. Basti pensare che le previsioni meteo e gli allertamenti conseguenti vengono emessi proprio dalla Regione Veneto, così come per legge nel caso in cui ci sia un'emergenza che vada oltre i confini comunali, l'autorità di protezione civile è il Presidente della Regione che attraverso l'unità di crisi coordina tutto.